Peggio a San Pietro di Cadore, toro fugge da un recinto e travolge un anziano che stava sistemando la legna per l'inverno, portato in ospedale già gravissimo, muore poco dopo, caccia l'animale. Omicidio e suicidio di Tarso, la frase dell'89enne Giancarlo Gaio nel biglietto di addio al genero farebbe pensare a un'azione concordata con la moglie, ma per gli inquirenti la posizione del corpo della donna direbbe il contrario. Tragico epilogo per le ricerche del 57enne pescatore scomparso ieri a Polesella nel Rodigino, il corpo senza vita dell'uomo trovato questa mattina in un canale. Provvidenziale l'intervento di un ristoratore di Enego e due avventori che hanno lanciato l'allarme salvando una sessantenne trevigiana, si era immersa nelle acque del Brenta per farla finita. Due sedicenni picchiati a calci e pugni per 15 euro, un portafoglio e una collanina all'agguato in un parco di Strane. I carabinieri denunciano i responsabili, tra questi un minorenne. Negli ultimi 12 mesi in Veneto 96 minorenni arrestati per reati che vanno dalla rapina al furto all'estorsione, più 13%, i dati allarmanti delle forze dell'ordine. Inaugurati gli interventi di riqualificazione ambientale dello scolo vernise tra i comuni di Zerobranco e Scorzè per la messa in sicurezza del territorio in caso di piena. A Padova ha preso il via la terza edizione di Science for All, quest'anno nel segno dello spazio, tra gli ospiti d'eccezione Franco Malerba, il primo astronauta italiano. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca, tragedia in Val Visdende, un uomo di 88 anni è stato caricato da un toro fuggito da un recinto ed è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Belluno, dove era stato trasferito d'urgenza con un rendezvous fra l'ambulanza che lo ha soccorso e l'elicottero del SUEME di Pieve di Cadore. Valerio Casanova fuga, aveva appena finito di ricoprire la legna catastata per l'inverno quando d'improvviso si è trovato faccia a faccia con l'animale imbizzarrito che lo ha incornato e poi è fuggito. L'allarme è stato dato da una donna che passeggiava poco distante e che è riuscita a mettersi in contatto con il genero dell'88enne Orazio Cesco Cimavilla, presidente del consorzio 4 Regole di San Pietro, grazie alle schede telefoniche della compagnia che copre sia pur parzialmente la Val Visdende. I soccorritori accorsi sul luogo della tragedia hanno prestato soccorso all'anziano con le prime cure e poi la corsa all'ospedale di Belluno, dove il cuore di Valerio Casanova fuga purtroppo ha cessato di battere. Sgomento e commozione nelle terre alte. L'uomo era molto conosciuto, regoliere un passato lavorativo nel campo degli impianti elettrici. Da pensionato non aveva mai smesso di mettersi a disposizione della comunità che ora, sconvolta, lo piange. Ed ora nel Trevigiano torniamo a parlare della tragedia di Tarso. Il giorno dopo la scoperta dell'omicidio-suicidio di Giancarlo Gaio, 89 anni, e della moglie Cesira Bianchette, 82, in paese molti interrogativi. Il fatto di sangue lo hanno deciso insieme? Scusaci per quello che abbiamo fatto, pensa tu al nostro funerale, vorremmo essere cremati. Poche parole scritte in una lettera lasciata in casa e indirizzata al genero. Un ultimo atto prima di farla finita. Lo hanno deciso insieme? Scusami e abbiamo, un plurale che lo potrebbe far pensare, ma la verità probabilmente non si saprà mai. Una decisione dettata dal dolore, dalla preoccupazione per un futuro sempre più difficile. Poi la cronaca di quella mattina. Giancarlo Gaio si è svegliato molto presto, alle prime luci dell'alba, e si è vestito. Ha preso in mano la pistola, è entrato in camera e ha colpito 2 volte alla testa la moglie. Lei era a letto, ancora in camicia da notte. La posizione, dicono gli inquirenti, potrebbe far pensare che fosse addormentata e quindi inconsapevole di quanto stava per accadere. Poi l'89enne si è rivolto l'arma contro, ha fatto fuoco una volta ma non è andato a segno. Poi il secondo tentativo, il colpo alla nuca, lo ha ucciso. Rimane quella lettera, le loro volontà e poi la spiegazione di dove erano custoditi alcuni documenti. Tutto preparato nei minimi dettagli. Quella mattina Giancarlo doveva andare in ospedale per un intervento chirurgico alla prostata. Quando sono morti, dai primi accertamenti la tragedia potrebbe essersi consumata poco prima dell'arrivo del genero alle 6:30, quando ha trovato i corpi, ma a stabilirlo sarà l'esame autoptico. Lunedì in tribunale a Treviso ci sarà il conferimento dell'incarico all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, l'autopsia forse già martedì.
Col Maggiore di sopra è un piccolo borgo, tutti si conoscono, la comunità è attonita, la gente passa, guarda la casa, abbassa gli occhi con tante domande. Si poteva fare qualcosa di più? Ma il dramma era vissuto tra le mura domestiche, il dolore per la perdita della figlia 4 anni fa, la preoccupazione per la salute di entrambi. Quella non l'ha mai dimenticata, quella della figlia, e poi l'aggravarsi della situazione sia come età sia e acciacchi che dopo gli 80 anni arrivano e magari a 90 si accentuano. E quindi lui a un certo punto, quando ha visto la moglie andare giù per le scale, da quel momento ha cominciato a pensare al futuro. Nella sua mente probabilmente la consapevolezza che non c'erano più speranze. Questo forse li ha portati al tragico gesto insieme, ma nessuno saprà fino in fondo la verità. Su una panca in legno nel giardino dell'abitazione sono stati appoggiati dei lumini e dei mazzi di fiori. In procura a Treviso è stato aperto un fascicolo come atto dovuto per omicidio-suicidio. I carabinieri hanno sequestrato la pistola utilizzata ed alcuni fucili. Il porto d'armi era scaduto, ma lui poteva tenere legalmente le armi in casa. Una sofferenza che li ha consumati giorno dopo giorno, fino a quella tragica mattina. È stato trovato dai cinofili dei Vigili del Fuoco intorno alle 10:30 di questa mattina il corpo senza vita del pescatore di 57 anni scomparso ieri, di cui si erano perse le tracce a Polesella. Alle ricerche iniziate già dalla serata di ieri hanno partecipato squadre a terra del comando di Rovigo, i sommozzatori del nucleo regionale unità SAPR, sistema aeromobile a pilotaggio remoto, ed esperti in topografia applicata al soccorso sul posto, i carabinieri per le indagini di competenza. Provvidenziale l'intervento di un ristoratore di Enego e 2 avventori che hanno salvato una 60enne trevigiana che si era immersa nelle acque gelide del Brenta. Gridava aiuto, immersa nelle acque gelide del Brenta, si teneva attaccata a una pianta nel tentativo di contrastare la corrente del fiume dentro il quale era entrata poco prima, forse nel tentativo estremo di farla finita. E forse proprio il grido della vita l'aveva fatta aggrappare con tutte le sue forze a quei rami. La sua disperazione è stata udita da Romano Cornale, che gestisce l'omonimo locale a Enego, al confine con il comune di Valbrenta, che ha immediatamente dato l'allarme a 118 e forze dell'ordine e assieme a 2 avventori si è mosso per salvarla. Mentre lui coordinava il soccorso da una parte del fiume, gli altri 2 sono riusciti a raggiungere la donna, una 60enne residente nel Trevigiano, tirandola a riva e facendola desistere da qualsiasi atto estremo potesse avere intenzione di compiere. Sotto shock e tremante dal freddo le sono rimasti vicino fino a quando non sono arrivati i vigili del fuoco di Bassano, che assieme al personale sanitario l'hanno imbarellata, stabilizzata e portata sino alla strada, diretti all'ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che la 60enne abbia raggiunto la zona dove è stata ritrovata, a ridosso del Brenta, con un taxi preso proprio dalla sua abitazione dove vive, nel comune in provincia di Treviso, facendosi lasciare a poca distanza dal ristorante. Da qui avrebbe raggiunto la sponda del fiume e sarebbe stata notata da alcuni passanti mentre si stava immergendo nelle acque. Poi il ripensamento e la disperata sete di vivere che l'ha portata a chiedere aiuto con tutta la voce che poteva, ed è stata salvata. Ed ora andiamo nel veneziano. Si terranno lunedì pomeriggio a Jesolo i funerali di Giacomo Gobbato, il 26enne attivista del centro sociale Rivolta, ucciso a coltellate a Mestre una settimana fa per aver difeso una donna da rapinatore moldavo di 40 anni. E sempre lunedì, in occasione dell'ultimo saluto, proclamato il lutto cittadino sia a Jesolo che a Venezia. Lunedì 30 settembre sarà il lutto cittadino sia a Jesolo che a Venezia per l'ultimo saluto a Giacomo Gobbato, 26 anni, di Jesolo, i cui funerali si terranno alle 15 nella chiesa di San Liberale Mauro di Piazza Milano, al Lido di Jesolo. Il lutto cittadino per manifestare il dolore delle 2 comunità per la gravissima perdita risalente alla tragica notte di venerdì 20 settembre, quando a Mestre Giacomo viene accoltellato a morte mentre sventa una rapina ai danni di una 50enne di origini colombiane. Per questo motivo abbiamo voluto stabilire per lunedì il lutto cittadino, quindi un richiamo anche alla città, alla comunità iesolana a stringersi in maniera decorosa vicino alla famiglia e nel ricordo di Giacomo. Ieri sera il Consiglio Comunale ha tributato un minuto di raccoglimento dimostrando la vicinanza anche del Consiglio. Quello
Quello di Giacomo, attivista del Centro Sociale Rivolto, un gesto di generosità estrema. Così Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, già coordinatore nazionale di Pax Christi Italia e noto come il prete degli ultimi. Giacomo lo conosceva bene. E noi ancora una volta diciamo grazie a Giacomo. Io qui proprio lo ricordo quante volte siamo stati insieme, anche qui, anche nella parrocchia della città. Anche Silva, a sua volta attivista di Casa Amadou, conosceva Giacomo, Jack per gli amici, e conosce anche Sebastiano, sopravvissuto all'accoltellamento. L'invito di Silva a prendere parte alla manifestazione di Mestre di sabato 28 settembre. Amici, fratelli, compagni. Condividiamo battaglie, ma soprattutto condividiamo valori che sono assolutamente universali. Domani saremo alle 5 a fianco a loro per dire riprendiamoci la città assieme a molte altre associazioni e con i collettivi di riprendiamoci la città, e vogliamo chiedere alle istituzioni che la morte di Jack non sia stata invana. Vogliamo chiedere che ci sia un investimento importante da parte delle istituzioni sul welfare, su dare servizi, su dare strumenti alle persone che in questo momento non ce l'hanno per poter uscire da marginalità. La cronaca ora ci porta nel Trevigiano. 2 giovanissimi rapinatori denunciati dai carabinieri per aver aggredito un gruppetto di 16enni facendosi consegnare tutto quello che avevano con loro. Calci e spintoni a un gruppetto di 16enni in un parco pubblico di Istrana per rapinarli di pochi euro, un portafoglio griffato e una collana. Al termine di 3 mesi di indagine, i carabinieri della compagnia di Castelfranco hanno denunciato a piede libero 2 giovani, uno appena maggiorenne, 19 anni, l'altro appena 16enne, che a giugno al parco Ca' Gelsi avrebbero aggredito dei ragazzi prendendoli a botte per farsi consegnare quello che avevano con sé. I 2 sono dunque accusati di rapina aggravata in concorso. Le vittime sono state costrette a consegnare loro 15 euro, un portafoglio marchio Prada e una collana in acciaio. La svolta dalle perquisizioni autorizzate da procura ordinaria e procura per i minorenni nelle abitazioni dei 2 sospettati. In casa del più giovane dei 2 rapinatori è stata infatti rinvenuta la collana sottratta a uno dei ragazzi rapinati. Potrebbero scattare delle denunce per le minorenni che hanno picchiato una loro compagna 14enne a scuola. 90 Padovana, e i dati sul bullismo in Veneto sono in crescita. La violenza in classe potrebbe avere ripercussioni penali per il gruppo di bulle minorenni che hanno picchiato una loro compagna di appena 14 anni che aveva riferito al dirigente scolastico il nome di chi le aveva passato una sigaretta elettronica. La spedizione punitiva avvenuta all'interno dell'istituto professionale di F di Noventa Padovana, dunque non si ferma la sospensione delle bulle. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della mamma della minorenne e sono in contatto con il dirigente e i professori intervenuti per fermare l'aggressione. Quanto accaduto però riaccende l'attenzione sui fenomeni criminali con protagonisti minori, e il dato che emerge è davvero allarmante. Negli ultimi 12 mesi in Veneto i carabinieri hanno arrestato 96 minori, il 13% in più rispetto al periodo precedente, e ne hanno denunciato 1500, il 6,7% in più. Giovani e giovanissimi sono stati segnalati alla Procura dei minori di Venezia per reati contro il patrimonio, furti, rapine ed estorsioni, per lesioni e per reati connessi agli stupefacenti. Reati per la gran parte riconducibili al fenomeno del bullismo, caratterizzato dalle minacce, dalle violenze e dai ricatti tra coetanee, tra ragazzi e sempre più crescente tra ragazze, e a Padova negli ultimi anni il fenomeno è in crescita, come purtroppo racconta la cronaca, testimoniata spesso da video ripresi dal branco di violenze tra minorenni che umiliano le compagne più fragili. Episodi che avvengono nei luoghi di aggregazione, ma sempre più spesso anche a scuola, come il caso di Noventa Padovana. Secondo gli esperti, i ragazzi spesso non conoscono le conseguenze delle loro azioni. Il bullismo è un fenomeno e non credo che sia totalmente eliminabile in nessun modo, più che altro è un qualcosa da gestire, e ci servono sicuramente 2 elementi. Il primo sicuramente è la comunicazione, per cui sono sicuramente opportune tutte le campagne di sensibilizzazione.
L'altro elemento importante sono le conseguenze, dette in termini concreti, cioè che cosa distingue, diciamo così, l'uso di una parolaccia che è un comportamento sbagliato da episodi di questo tipo. Quindi se la scuola li sanziona allo stesso modo, chiaramente il messaggio che viene veicolato è un messaggio, diciamo così, di mettere sullo stesso piano due comportamenti che sono radicalmente diversi. Da parte dei Carabinieri di Padova l'attività di sensibilizzazione è costante. Nell'ultimo anno sono stati 89 gli incontri in 70 scuole diverse insieme a 3.000 ragazzi. Per le vittime di bullismo ci sono numeri verdi di sostegno e denuncia. Ed ancora cronaca, una cena a base di zucca è stata fatale per una 32enne di Salzano. La donna è morta per un'intolleranza alimentare all'ospedale di Mirano, dove è stata ricoverata a seguito di un malore. Il blocco intestinale causato da un'intolleranza alla zucca è il risultato fatale ad una donna di appena 32 anni di Robegano di Salzano. Marta Bianca ha accusato dei forti dolori addominali dopo aver mangiato una zucca che lei stessa aveva preparato per cena. Era assieme al marito. La corsa all'ospedale di Mirano si è rivelata drammaticamente inutile. La situazione è precipitata fino al decesso. La tragedia sabato sera, poi l'autopsia ha confermato l'intolleranza alimentare alla base del malore. Di professione pittrice, oltre ai genitori, Marta lascia il marito italo-americano che per lei si era trasferito a Salzano, col quale a novembre avrebbe festeggiato il 3° anniversario di matrimonio. La coppia si era appena trasferita in un nuovo appartamento a Robegano dove si è consumata la tragedia. Il sindaco Luciano Betteto ha espresso cordoglio a nome dell'amministrazione comunale. I funerali si celebreranno nel primo pomeriggio di martedì al santuario di Robegano. Inaugurati gli interventi di riqualificazione ambientale dello scolo vernise tra i comuni di Zero Branco e Scorzè per la messa in sicurezza del territorio in caso di piena. Quella di migliorare la qualità delle acque che scorrono nei fiumi attraverso la fitodepurazione e poi come bacino di eliminazione, cioè di contenimento di sfogo delle acque del fiume. Sicurezza idraulica al centro dell'importante intervento inaugurato tra i comuni di Zero Branco e Scorzè con la riqualificazione dello scolo vernise e la realizzazione di 2 invasi che avranno la duplice funzione di trattenere sia i nutrienti sia maggiori volumi d'acqua negli eventi di piena. Oltre 3.400.000 euro il finanziamento della Regione Veneto grazie ai fondi della legge speciale per Venezia. Devo dire con rammarico però che dal 2011 questa legge non viene più finanziata. Nonostante siano passati governi di tutti i tipi, nessuno ha ad oggi rifinanziato quella legge, che non è una legge che fa bene a Marcato o al Presidente del Consorzio, fa bene all'ambiente. 5 chilometri di corso d'acqua interessati dall'ampliamento della sezione, 8.250 le piante messe a dimora nell'opera che ha visto anche la realizzazione di una pista ciclopedonale. Ad oggi il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha realizzato 200 ettari di interventi come quello di Zero Branco e 55 chilometri di canali, ma i sempre più frequenti eventi atmosferici straordinari spingono ad ulteriori progetti per la messa in sicurezza del territorio. Fare quello che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare rispetto anche ad altre regioni. Noi siamo un esempio, i bacini di laminazione, cioè contenitori quando l'acqua è troppa, questo possiamo fare. Dopodiché negli anni bisogna anche immaginare nuove linee urbanistiche. È indispensabile trovare spazio per l'acqua e principalmente questo va ritrovato a fianco delle sponde dei vari fiumi. Le progettazioni sono molte quelle che ci sono nei cassetti, il problema è la finanziabilità purtroppo perché ci vogliono risorse. A Padova ha preso il via la 3ª edizione di Science for All, quest'anno nel segno dello spazio, tra gli ospiti Franco Malerba, il primo astronauta italiano. Il cortile antico del Bo trasformato in un villaggio spaziale dall'universo all'ecologia. L'importante è esplorare e conoscere. La 3ª edizione di Science for All, festival scientifico dell'Ateneo, quest'anno apre all'insegna del nome di Bepi Colombo, professore del Bo che con la sua visione futuristica diede un contributo fondamentale ai viaggi spaziali. Ricorrono infatti 50 anni da quando la sonda Mariner 10 sorvolò Mercurio, un progetto a cui partecipò proprio Colombo collaborando con la NASA. Oggi si
riguarda il ritorno alla Luna, al viaggio abitato su Marte, e a Padova per ricordare Bepi Colombo è arrivato Franco Malerba, primo astronauta della storia italiana. Questa tecnologia dal mio punto di vista di astronauta, ex astronauta, sarà molto utile anche per la cosiddetta gravità artificiale. Con un cavo si può realizzare un sistema rotante nello spazio che genera una gravità artificiale nei due abitacoli agli estremi, un po' come succedeva in 2001 Odissea nello spazio. Con la gravità artificiale si potrà vivere meglio nel lungo viaggio di avvicinamento a Marte, magari addirittura mettersi nelle condizioni gravitazionali di Marte, che sono inferiori a quelle della Terra. Fino a domenica nel villaggio spaziale ci sarà la possibilità di entrare nel modulo Exospace Hub X, struttura progettata per simulare la vita all'interno di una base lunare, e di lasciarsi coinvolgere da un'installazione espositiva che simulerà un viaggio nell'esplorazione del sistema solare nel segno di Bepi Colombo. Oggi abbiamo esplorato, ci sono stati satelliti che sono andati su tutti i pianeti del sistema solare fino all'ultimo pianeta, che oggi chiamiamo pianeta nano Plutone, e addirittura oltre, perché abbiamo sonde ormai che sono addirittura al di fuori del sistema solare, e anche la sonda che ha visitato Plutone è arrivata fino a quasi 45 unità astronomiche. Unità astronomica sono 150 milioni di chilometri da noi, e ha esplorato un altro pianeta nano al di là dell'orbita di Plutone, che sono circa 40 unità astronomiche. Science for All animerà con stand tutta la città in un viaggio tra i dipartimenti dell'università e l'orto botanico, con oltre 250 attività tra giochi, laboratori, escape room, caffè scientifici e visite guidate per grandi e piccini. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.